Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Nell'ultima puntata abbiamo vinto 3-2 contro un avversario tostissimo, ma l'abbiamo spuntata alla grande con un'altra tripletta del Ciolito, raga. Cioè, il suo Ciolito ultimamente mi sta facendo un rapace, detto proprio in maniera becera. Spaventosa tripletta, grandi azioni corali. Se vi volete dare un'occhiata, andatevelo a vedere. Intanto, con l'avversario trovato, proviamo ad andarci a prendere la seconda vittoria in questa divisione 7. Divisione 6, raga, scusate. E giochiamo contro Algeria-Napoli. Proviamo a beccarci un'altra vittoria, a fare un'altra vittoria per proseguire il filotto, che in realtà è di una vittoria per il momento, perché ci mancano 6 punti. Mancano 6 punti per arrivare in divisione 5. Intanto i nostri ragazzi stanno tutti bene tranne Rachmani, ma Juan Jesus uguale. Kim non può entrare perché, come sapete, è andato via e io non lo utilizzerò, quindi stiamo bene così. Purtroppo, raga, io penso che tipo tanto loro hanno dei fenomeni, vabbè, come sempre. Tanto, raga, dicevo, io penso che tipo Kajust, Nathan e gli altri verranno comunque giustamente inseriti al prossimo aggiornamento. Per capirci, con la maglia del Napoli e con la rosa del Napoli non c'è nemmeno Zanoli ancora, che avrei bisogno di prendere al posto di Beresischi. Quindi per il momento anche per questo Beresischi è ancora in squadra, quindi bisognerà attendere un pochino per avere la formazione definitiva, anche perché stiamo attendendo anche le ultime cose di mercato. Detto questo, Algeria-Napoli, vediamo che cosa riusciamo a fare. Si parte, forse, sì, eccoci. Partiti, ragazzi. Proviamo il nostro solito pressing, loro eludono, incredibile. Attenzione, Di Lorenzo. Ostigard, ci hanno fatto una pressione indifferente. Osimhen spizza per Kvaratskhelia. Dentro Kvara, provare ad andarsene Kvara, dribbling di Kvara, se ne va Kvaratskhelia che arriva al cross, troppo sul portiere. In realtà totalmente fuori. Bene così, avanti Napoli, attenzione, facile così, bene così. Rilancio, attenzione dell'Algeria, Rachmani prova ad andare a contrasto. Di partenza, attenzione Vinicius, Pempé e poi Di Lorenzo. Rilancia subito Meret, che però la palla torna a Pempé che tira. Meret la mette giù. E rilancia di nuovo lungo, ancora verso Osimhen, che riesce a spizzare per Kvaratskhelia, che ha un po' di campo. Aspetta Osi, lo fa correre, attenzione Osimhen in una situazione di ala, la cross in mezzo, Kvaratskhelia prova ad anticipare Ter Stegen, non ci riesce. Una strana posizione di ala per Osimhen, stava per mettere in confusione l'Algeria. Attenzione, Anghissà, palla per il Ciuchi Lozano che appoggia per Di Lorenzo, fermato, se l'era andato un po' troppo Giannino. Lozano prova a dare una mano al capitano, ci riesce, e poi Anghissà, errore di Anghissà. Zielinski, grande di Zielo, prova a scendere Zielo. Di esterno alla grande verso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia temporeggia un po' troppo, infatti perde palla ma la recupera subito. Anghissà perfeziona Lobo, Zielu, ancora Zielu. Osimhen, palla verso il Ciuchi, rientra il Ciuchi fermato, secondo me col fallo, ma l'arbitro anche questa sera è una gran troia, quindi niente da fare. Attenzione Di Lorenzo, racchiorre appresso a Vinicius, grandissimo Giannino. Meret rilancia lungo verso Osimhen che non riesce a farsi forza. Ostigard, anticipo sul Pempé che recupera palla senza senso, onestamente. Zielinski però se la va a prendere. Stiamo un po' soffrendo in questo momento della partita. Rachmani, Lozano, Lobotka, va da Zielinski che prova ad andare subito da Kvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia si gira, la grande, capisce un po' cosa fare e la lancia verso il Ciuchi che appoggia la grande verso Di Lorenzo che va dentro da Zielinski, si gira Zielu, cross di Zielinski, attenzione Osimhen! Bella azione, abbiamo creato una bella azione, raga, una bella occasione. Potevamo essere un po' più fortunati, ma il nostro Osimhen
l'ha buttata fuori. Lobotka prova a contrastare, niente da fare. Anghissà, Lozano, Ciuchi per Anghissà ancora, che fa correre, almeno prova a far correre il Ciuchi. Recupera palla a Lozano però, con buona caparbietà. La appoggia Giannino Di Lorenzo, che deve crossare verso il portiere. Dio pane. Dio pane. Che cross di merda. Rilancio del portiere di Ter Stegen. Ostergaard da contrasto, riesce a recuperare palla, perfeziona Lobo. Attenzione, lo Zielinski provando ad andare in profondità da Kvara. Era una buona idea, ma palla estremamente imprecisa. Lobotka prova a mettersi sulla traiettoria, niente da fare. Ciuchi Lozano, grandissimo intercetto, e poi palla per Lobotka. Zielinski prova ad andare da Kvaratskhelia, che ha un bel po' di spazio. Kvaratskhelia, Kvara, palla per Mario Rui, che può crossarla, c'è Osimhen! Assist pazzesco di Mario Rui, non me lo aspettavo nemmeno io. Osimhen piazza la testa e la sbatte dentro per l'1-0 contro l'Algeria, ragazzi. 1-0 Napoli, vittoria Osimhen. Attenzione, Di Lorenzo, proviamo a chiudere. Bravissimo Giannino, poi palla per Rachmani, che preferisce spazzare lungo. Osimhen la appoggia per Kvaratskhelia, che purtroppo è leggermente in ritardo, peccato. Attenzione Rachmani, Vinicius, ancora Rachmani, miracolo di Meret. Poi palla, attenzione, Di Lorenzo, che cazzo sta succedendo, ragazzi? Non ho parole. Ma che gol ho preso? Ma che gol ho preso io? Ma che significa? 1-1 senza senso, ragazzi, vabbè. Di Lorenzo, Rachmani, Ostergaard, palla per Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, rientra Kvara, la prova ad appoggiare ad Osimhen. Osimhen dentro per il Ciuchi Lozano, appoggia dentro, la volevo dare ad Osimhen, ma non so perché ha provato ad andare da Kvaratskhelia. Rachmani giganteggia su Pempè e poi Anghissà perde palla a centrocampo. Lobo torna su Pempè, che però riesce a darla a Vinicius Junior ancora. Lobotka prova ancora a chiudere, a metterci una pezza e riesce adesso su Vinicius. Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà per Zielinski, palla per Osimhen. Anghissà, ancora Osimhen, fa correre il Ciuchi, si ferma Lozano, vede dentro Osimhen, la parata pazzesca di Ter Stegen dopo una grandissima azione. Osimhen si divora il 2-1. Partita equilibratissima anche in questo caso. Si parte subito? Subito il secondo tempo contro l'Algeria. Osimhen, Lobotka, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, attenzione, si ferma Lobo, Anghissà, Osimhen prova ad allargare verso Kvaratskhelia, che prova a rimetterla subito dentro, la palla sbatte su Kvara, rimessa al fondo. Ter Stegen va corto da Alaba, che prova ad andare da Cancelo, attenzione. Mi pare stiano provando a fare qualcosa di diverso. Grandissima palla per Lobotka, Osimhen allarga per Kvaratskhelia, che l'appoggia subito a Mario Rui, che prova a crossare, c'è Anghissà che arriva! Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Ma era una palla troppo veloce. Peccato, ragazzi, peccato. Anghissà per poco non beffa Ter Stegen. Kvaratskhelia, palla ancora verso Cancelo. Zielinski prova a recuperare, non ci riesce. Lobo, niente da fare. Attenzione, Ostergaard, bravissimo, che appoggia poi a Lobotka, palla per Anghissà, che prova ad andare profondo verso il Ciuchi Lozano. Una buona palla di Anghissà. Lozano prende palla. Lozano, dribbling di Lozano, cross del Lozano, c'è Osimhen. C'era Osimhen. Peccato. Ter Stegen
Lancio di Ter Stegen, attenzione, Rachmani ancora su Pempé. Zielinski non riesce a recuperare palla. C'è Ostigar, niente da fare. Il maestro Mario Rui su Asensio. Niente Lobo. Riescono a farci girare a vuoto. Ma Mario Rui recupera palla e poi Lobotka. Palla per Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia che ha un po' di campo. Se ne va Kvara. Dribbling di Kvara. Se ne va Kvaratskhelia. Appoggia per Anghissà che la dà poi a Osimhen, un po' lenta questa palla di Anghissà ad Osimhen. Ter Stegen blocca tutto. Attenzione, Chucky Lozano recupera palla, poi palla per Anghissà che prova ad andare dentro da Osimhen. Fallo su Zambo Anghissà di Frenkie de Jong. Possiamo provare a fare qualcosa. Zielinski prova ad appoggiarla al capitano Di Lorenzo che la dà a Lozano che cross in mezzo. Ter Stegen, chissà se posso fare qualche cambio, forse è un po' presto, ma non lo so, vedremo. Attenzione, Anghissà dentro per Zielinski che allarga verso Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo dentro per Osimhen che appoggia dietro a Zielinski che prova ad allargare verso Kvaratskhelia, grandissima palla di Zielo, Kvara dentro per Anghissà. Troppo lenta la palla di Kvara per Anghissà, peccato. Loro fanno delle sostituzioni, noi non so cosa possiamo fare. Raspadori, Politano, ci sono delle cose, però forse tra una decina di minuti, dai, tra una decina di minuti. Ha messo Lukaku. Ha fatto un po' di cambi qui. Kvaratskhelia prova il pressing, niente da fare. Zielinski, a che minuto siamo? Forse mi conveniva fare qualche cambio. 66esimo, aspetto altro po', ma attenzione Rashford, niente da fare. Anghissà, no, sono andato centrale, cazzo. Meret, mamma mia, miracolo di Meret su Brozovic. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Cancelo. E c'è il gol dell'Algeria. E adesso possono tornare a controllare il match. Ah, non ho parole del gol che ho preso. Veramente non ho parole, ragazzi. Cioè non ha proprio senso. Non ha proprio senso questo gol io. Cioè, mo veramente, cioè sono proprio incazzato perché veramente non ha senso. Sono un po'... metto Elmas e vorrei mettere Raspadori, no, metto il Ciolito. Metto il Ciolito e tolgo Zielo, sì, tolgo un po' Zielo. C'è un 4-2-4 spinto, raga. E ali un po' più larghe. Con Lobo ed Elmas. Politano no, c'è Giacomino. Giacomino Raspadori, ma penso che va bene così. Penso vada bene così. Ci proviamo, ragazzi. Sono abbastanza incazzato perché cioè veramente penso non che si è meritato, ma ho preso 2 gol del cazzo proprio, raga. Proprio del cazzo. Osimhen, Ostigar, proviamo a fare qualcosa, a creare almeno qualcosa. Mario Rui, palla per Osimhen che appoggia Kvaratskhelia, prova a dribblare Kvara, appoggia dietro per Lobotka per Elmas, la palla non arriva ad Elmas. Ostigar deve provare a chiudere su Lukaku, non ci riesce. Ostigar, Lukaku è troppo forte fisicamente per Ostigar che però ritorna alla grande, se lo mangia. E Mario Rui poi allarga verso Kvaratskhelia che si appoggia alla palla, se la aggiusta e
cambia tutto verso il Ciuchi Lozano, si appoggia per Di Lorenzo, palla ancora per Lozano, proviamo a impostare con relativa calma, palla ancora poi per Lozano che la appoggia ancora a Di Lorenzo che prova ad andarsene. Giannino Di Lorenzo, grandissimo Di Lorenzo, il cross in mezzo, Ter Stegen, palla ancora troppo sul portiere. Ter Stegen prova a rilanciare subito, ostacolato Østigard qui, Mario Rui prova a darla a qualcuno ma non c'è molto filtro a centrocampo. Attenzione, Mario Rui appoggia ancora Lobotka, se ne va Lobo, appoggia per Osimhen, allarga per Kvisha Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvara, fermato Kvara, peccato. Attenzione Østigard, errore di Østigard, è qui. Torniamo da Meret che rilancia lungo verso Osimhen che appoggia per Elmas, Simeone, palla che arriva alla fine a Ciuchi Lozano, cross di Elmas, Ter Stegen. Troppo forzate queste giocate, volevo andare da Kvara ma non sono riuscito ad arrivarci. Østigard prova a giganteggiare su Lukaku. Peccato raga, peccato sta partita veramente. Attenzione. Østigard, recupero grandissimo di Østigard che però è molto solo qui. Østigard prova ad andare da Simeone che però si fa anticipare. Lobo su Lukaku, attenzione. Rachmani anticipa tutti. Elmas, Simeone prova ad andare da Kvaratskhelia, prova a dribblare, non ci riesce. Purtroppo non stiamo riuscendo a creare nulla raga. E forse la sconfitta ce la meritiamo pure. Elmas intanto, palla per Osimhen, prova ad andare da Kvaratskhelia, palla lunga di Osimhen per Kvara, ragazzi dai. Pallaccia di Osimhen per Kvara, vabbè, avevo messo io pausa. Finisce qui raga. Finisce qui. Abbiamo perso, non in maniera totalmente immeritata, ma ragazzi abbiamo preso 2 gol che è veramente ridicolo. Peccato.